Paolo Borrometi, quali sono le cose che il Nord ignora o sottovaluta della presenza e del radicamento delle mafie nei suoi territori? Intanto è proprio il radicamento che si ignora, si inizia a parlare dopo anni di infiltrazioni, e invece è un vero e proprio radicamento che è nel nord del nostro paese da anni. Noi dobbiamo capire che le mafie hanno il cuore pulsante nelle loro case madri, chiamiamole, quindi in Sicilia, in Calabria, in Campania, in Puglia, ma fanno gli affari in questa parte del paese e non solo. Cioè, che affari? Investono i proventi fra economia legale ed economia illegale, quindi fanno chiudere le imprese, perché è ovvio che nel momento in cui si investono capitali da riciclare, da ripulire e lo si fanno in imprese, poi alla fine è ovvio che portano alla chiusura di quelle che invece sono le imprese sane. Ecco perché bisogna contrastare le mafie, perché non sono un fenomeno del sud e soprattutto portano la morte imprenditoriale in questi territori. Il Veneto rischia un effetto sottovalutazione simile a quello che pochi anni fa ha vissuto l'Emilia. È proprio così, noi ci siamo svegliati qualche anno fa grazie ad un prefetto come Antonella De Miro con la mafia in Emilia Romagna, a Reggio Emilia in particolare. Oggi quelle mafie, l''ndrangheta in particolare, si è spostata in questa parte del paese, nel Veneto, ha ripercorso quelle che erano le orme già tracciate da alcuni boss di Cosa Nostra e hanno appunto iniziato ad investire, ed è proprio quella sottovalutazione o ancor peggio quel riduzionismo che provoca questa autostrada verso le mafie. Le persone, i cittadini debbono prendere contezza e lo devono prendere soprattutto chi amministra. L''ndrangheta è una holding criminale, noi conosciamo i suoi traffici più importanti, in Veneto soprattutto la capacità di riciclare capitali, ma insomma il traffico di droga, il gioco d'azzardo. Cosa sottovalutiamo? Le agromafie ad esempio? Esatto, abbiamo visto appena pochi mesi fa che un mercato del Veneto, l'indotto di un mercato del Veneto era nei fatti stato bucato, per usare una metafora, da alcuni 'ndranghetisti. La sottovalutazione rispetto alle agromafie, che riguarda non solo il Veneto ma tutto il nostro paese, in questo territorio è drammatico. Basta comprendere o cercare di comprendere quelli che sono i prodotti dell'ortofrutta, magari prodotti straordinari, che però arrivano sulle nostre tavole e hanno la contaminazione mafiosa, sia nel trasporto, sia nella commercializzazione, ma soprattutto all'interno dei mercati in questo territorio.